Dottoressa Spano, lei è adesso direttore di un'unità operativa molto importante, insomma, la psichiatria. Quali sono i progetti che metterete in campo per aiutare di più in questo senso? Allora, innanzitutto è nostra intenzione andare a rivedere tutta quella che è la presa in carico del paziente, pensando cioè che la presa in carico del paziente della persona con fragilità inizia lì dove abita, ovvero nel proprio luogo di cura, nel proprio luogo di vita, nel proprio ambiente sociale, e non è più il paziente che deve venire da noi, ma siamo noi che andiamo dal paziente. L'unità operativa complessa di Feltre ha nel suo organico un'equipe educativa domiciliare, quindi in tutte quelle situazioni di disagio, di fragilità, soprattutto che vanno a coinvolgere le fasce dei giovani, questa equipe si muove va a domicilio del paziente ed è lì che poi si opera il primo tipo di intervento. Nei casi di emergenza, urgenza, c'è l'accessibilità poi al servizio di CSM 12 ore, dalle 8 alle 20 tutti i giorni, sabato compreso, la mattina. Per quanto riguarda le fasce più adulte, quali sono le criticità maggiori, quali sono le influenze ambientali che, insomma, agiscono in maniera negativa in questo senso? Sì, allora nella fascia degli adulti in psichiatria i problemi che attualmente si stanno riscontrando sono l'utilizzo, ad esempio, la comorbidità con l'utilizzo di sostanze, l'abuso alcolico, piuttosto che spesso troviamo situazioni di stati depressivi determinati in parte secondari alla recente pandemia Covid e in parte determinati da situazioni socio-economiche. È ben noto infatti che la crisi economica ha un impatto, la perdita del lavoro, la perdita della propria identità, a volte questa è una dimensione che colpisce prevalentemente gli uomini, ha un impatto negativo sulla salute mentale, andando a determinare quadri depressivi e nella peggiore delle ipotesi anche poi esiti negativi come agenti anticonservativi.